Budeate c'è anche su Mamilà, giusto? Si trova Mamilà e sono che con un cantante famoso fes. È un rapper, Un come si suol rapper. dire. Adesso smetti di parlare in bressan perché sono in Shibun. Allora, chi insciga del Lino Farmer è il più famoso, probabilmente l'unico rapper in Lombard, sicuramente l'inventore del biorap a livello Esatto. italiano. Allora, cosa te pensi di questa roba qui deve essere l'unico esponente del biorap in Italia e in del mondo? No, del mondo no. Per me anche del mondo, diciamo del mondo. È sicuramente un bel privilegio perché comunque è una bella storia, dai, nel senso lei sarà un po' come una perla rara, diciamo, ecco, non usiamo questi paroloni, però insomma è una bella storia comunque perché sente una grande responsabilità ed è essere anche boh, insomma, Beh, una bella una bella responsabilità. responsabilità. E dunque, per esempio, un quai mesi fa sul tifero al tuo CD, Biorap, Sì. parlo un po' di questo CD, scusate, perché tu arrivi su un crumpal? Allora, se mi ho fatto il CD Biorap, appunto il titolo del CD, a dicembre, pubblicato a Brescia appunto a dicembre, è stata una gran bella festa, gran sa desen, sa de gnare, Che e è tutto importante. quanto, che è importantissimo. E niente, quindi il CD la molto mo fatica, diciamo, la più recente, è un descanso quasi tutto in dialetto, poi ne tre in italiano, giusto perché ogni tanto ci metto qualcosa anche in italiano, però sono insomma tutte canzoni inedite e al CD è bella, l'ha dita anche Pietro, non ti piace al CD o no? Sì, 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 mi piace. Ecco, grande. E Boh. quindi ecco, insomma, il CD le biorap, se vi li trovate, allora, se vi li tira fuori da ne, come si dice a Milano, dos gay, poi di ordinarmela a me tramite il mio sito che è dell'inofarmer.it oppure al dei vari punti vendita a Brescia principalmente. Altrimenti se vi tirano fuori ogni come si suol dire al su Spotify, ma c'è anche su iTunes. iTunes, bravo, esatto, Mi piace come te sei bravo a promuovere il tuo CD. vabbè, insomma, comunque il truif, quindi fa anche ascoltare i 30 secondi di anteprima, se poi la canzone va piace, la tiri giù, altrimenti neanche fa ascoltare l'anteprima e basta. E poi recentemente, un paio di settimane fa, Sì, forse una settimana, le sorti fuori un video sì, della tua canzone, dove 30 piò, che nella canzone Veggia, mi pare, di Lumina Dudes, sì, 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 che sì. la parla di un argomento che ti piace, che sta passione Sì. de buon. Sì, sì, 30 piò, secondo fatto il video da 30 piò, che 30 piò vuol dire 100.000 metri quadri in Brescia, che parla appunto di una canzone ambientalista, il video è gestat, diciamo, promosso da un po' di gente che appunto ga domandasse fare al video perché è un argomento abbastanza sentito, questa storia che appunto della cementificazione del nostro territorio, appunto i 100.000 metri quadri di 30 più perché tu ci de a Ponche che spari 30 più Ma in ritornello del Italia sen. o in generale in provincia di Brescia? No, allora i dati almeno da che mi ero seminato degli visite un po' da te fai ero sul territorio nazionale. Ah, Des ether al che tu ci de i ve mai hai dal cemento, insomma. Anche a Brescia, come da tante zone d'Italia, che è una bulimia dei centri commerciali, del Capanù, che ve la salle Öc. Me le mie che sono contro il centro commerciale in sé perché le brut al centro commerciale al porto anche a Laura alla gente
al discorso capisce mio quando si a fare i centri commerciali per incasso, ecco, Sì. diciamolo proprio E così. poi per tutta la speculazione. Che una grande maieria del solcio, una speculazione esagerata e poi ho messo del parere che bisognerebbe costruire il costruito, cioè che in giro tante robe in Italia, Casirmu o Capanu la Saile, bisognerebbe sfruttare gli spazi che già e mio segretà costruire e occupare la terra inutilmente, Sì. perché la terra in Italia è terra buona, le robe fertile e nutre al territorio che con nutre sono l'Africa è grande l'Italia è grosso quindi grande cercare di tenere un po' a mano al nostro territorio, no? Sì. Ecco. E te il fa con il Pier Giorgio Cinelli. E lo fa secondo Pier Giorgio Cinelli, che appunto è il mio collega de Brescia, originario di Sares, de Harech. e niente, non fa appunto insieme a questa canzone che l'ho coinvolto appunto in questo progetto, lui è sempre molto disponibile e quindi insomma non fa questa canzone che 30 piola che su YouTube di fai di là. E dunque, dite se vu di esponenti in sostanza della musica in Lombard Sì. moderna, mica ma quella un po' folcloristica, di quei che sono anche a canzone della tradizione. Te se vu di poc che fanno che dupere nel Lombard per continuare di essere moderno. Sì. Per te quella roba qui la ha un futuro, la ha una possibilità di affermarsi o le dre un po' anche diciamo al monte degli ultimi anni le dre cambiano fresso, tante robe le cambiano fresso, tante mode che le rio le durano a settimana, le sparesse e quindi è un po' difficile riadi se fa una roba, un genere appunto come moderno, come il rap, anche un dialetto, per il vigo, un seguito, il pelandante, tutto quanto. Metta più di perché il che più di fa me, che mendo avanti a fare quel che fu, nel senso che a me mi piace, mi ho delle ottime soddisfazioni per quanto riguarda almeno al mio territorio, la gente che la ma segue, la gente che la ma edre, la gente che la ma tela al CD, la gente che la ma dana ma anche a andare avanti e quindi mi spero chiaramente che sto robo che alla fine è tradizione sostanzialmente, perché parlando dialetto e cercare di tenere vivo appunto una lingua della nostra tradizione poi andare avanti a pompere mai al 2050, 2100, 2200 e via dicendo, insomma, anche perché quando ricordare sempre che non targa fa mai caso, ma anche guarda le nostre case o guarda le nostre strade, non targa pensare che la gente che l'ha costruita, che le strade, che le case la parlavano in dialetto, anche guardom la Cesa del nostro paese, quando pensare che faceva la Cesa lei parlava bene o male in dialetto, la gente che l'ha liberata anche dai tedeschi dopo la seconda guerra mondiale e quanto, la parlava in dialetto, quindi non targa cercare di mantenere vivo se mio la lingua, almeno la memoria di quel che go manture, insomma. Quindi questo era il mio concetto. Bravo. Un salutino a tutti i nostri fans, fans perché non mica, ma ti... Ma se te un po' di fans, dai. Va bene. No, vabbè, va saluto a tutti, un saluto a tutti i miei amici lombardi, bresciani, bergamaschi, milanesi, dalla Brianza e tutto quanto, e niente. Quando è che vi farò l'intervista che? Ah, quanti voglia di metterla in Anche te che vado a emittire, vabbè, comunque se te la mette prima del 22 giugno, mi val dire che sarò ad Arcore, alla Parco de Vira Borromeo, a fare una seradina al de del 20 giugno, anturano alle 6:30 o 7, bisognerà vedere un po' l'orario. Comunque termini a fare un giro, sa bene una biretta, sa mai una salamina, sa sta in compagnia. E niente, va salute e fibele e in gambo. Allora, ricordeves, 20 giugno ad Arcur, Villa Borromeo, mi raccomando, compri il suo disco perché se no arriva lì a casa vostra e ve No, dai, pica. esagero mio. Ah, sì. No, il disco ti fu un po' di promozione.
Anche a me vi saluti, anche perché ormai il video è lungo 10 minuti, e des mursal, con una bella ripresa dell'ufficio del Judes de Paz de Milano. Fraccheta.